Siamo qui con Berti della Pumas Ancora. Allora, un risultato pesante, un pressing asfissiante degli avversari che non vi ha concesso di manovrare più di tanto. Come giudichi la gara di questa sera? È stata una gara abbastanza pesante per noi, facile per loro perché c'è stato un bel distacco dalla gara di Trissimo alla gara di oggi. Abbiamo giocato male, lo sappiamo, però dobbiamo stare tranquille perché abbiamo ancora tante partite. Dobbiamo cercare di puntare alle fasi finali, arrivare tra le prime 4 e andarci a giocare le finali, questo è il nostro obiettivo. Oggi è una dimostrazione che arrivare in campo timorose e senza la voglia e la forza di lottare e vincere una partita si perde. Ecco, più scendendo nel tecnico, quali sono gli aspetti in cui dovete migliorare, ecco, anche dal punto di vista tecnico? Ma tecnico-tattico sinceramente pochissime cose, perché siamo una squadra che individualmente abbiamo dei bei pezzi, solo che ci manca l'assetto di squadra, tranquillità è la prima cosa, ci manca coraggio che in questa partita non l'abbiamo avuto e si è visto, e niente, speriamo di fare meglio alla prossima.